L'export sardo procede a due velocità. I prezzi crescono, ma le vendite registrano un meno 10%, numeri che, secondo il rapporto della Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, non possono non creare preoccupazione per un calo delle merci vendute fuori dall'isola. Il 2022 si è chiuso con un valore globale che ha sfiorato i 9 miliardi di euro, una crescita superiore al 61%, ma che al netto dei prodotti petroliferi raffinati, oltre l'85% del totale, si riduce a un più 2,4%, circa 1,3 miliardi. La quantità di prodotti esportata è calata del meno 10,4%, meno 32% al netto dei prodotti petroliferi raffinati. La flessione è da imputare in gran parte al crollo delle vendite di prodotti in metallo, meno 41,4%. Si è passati dai 368 milioni del 2021 a poco meno di 216 milioni del 2022. Il comparto più rilevante, escludendo i petroliferi, è quello dei prodotti chimici, più 7,2%, bene l'agroalimentare, più 13,7%, soprattutto grazie al comparto vitivinicolo e a quello della pasta e dei prodotti da forno. Nel 2022 il complesso delle produzioni agroalimentari a Sardi ha visto crescere i prezzi del più 16%, mentre le quantità vendute sono calate del meno 2,1%. Il prezzo dei prodotti petroliferi è cresciuto del più 87%, vendite diminuite del meno 3,8%. In ripresa 10,1% il valore delle vendite di formaggi e derivati che rappresentano oltre il 60% dell'export agroalimentare regionale. Il prezzo del pecorino è cresciuto del più 27%, arrivando quasi a 14 euro al chilogrammo a dicembre, ma calano le quantità esportate. Per Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario generale di CNA Sardegna, se si tiene conto delle dinamiche inflattive dei prezzi all'export, la performance della nostra economia si mostra negativa, sostenuta solo dalla positiva dinamica dei prezzi. In un contesto di domanda globale debole e volatile c'è il forte rischio che le produzioni isolane possano perdere quote di mercato a vantaggio di prodotti concorrenti.